Rosa, capelli rosa, torna maggio. Santità d'ore chi sticciura bella. Questa è una canzone di Vincenzino Russo, il grande poeta napoletano, e qui è stato dedicato quella che si chiamava Quarta Traversa Garibaldi. È un grande onore perché Vincenzino Russo è un poeta misconosciuto, eppure ha scritto canzoni veramente straordinarie. Torna maggio è una delle più brutte, immaginate un attimo. Però purtroppo era un povero sfortunato. Sì, era sfortunato assai, abitava a Piazza Mercato in un basso umido, o padre faceva sulla Chianiel, insomma il calzolaio, la mamma è una povera orfana dell'Annunziata, addirittura resta orfano con 5 fratelli piccoli da crescere, e come ha da fare, povero Dio? Beh, decide di inventarsi un mestiere per sbarcare il lunario, si finge un assistito. Ma chi erano questi assistiti? Erano questi personaggi che avevano un ruolo intermedio fra il mondo dell'aldilà e il mondo dell'aldilà e davano dei numeri sicuri al bancolotto. I numeri sicuri erano sempre un po' malaticci, no? E proprio nella loro malattia si diceva che ricevessero le visite degli spiriti tutte le notti. Beh, la voce arriva a uno dei più grandi musicisti napoletani, un certo Edoardo di Capua, e non stiamo parlando di uno dei minori. Edoardo di Capua soffriva di, oggi si direbbe, ludopatia, ma allora forse non si diceva così. Giocava assai, sperperava tutti i suoi averi al bancolotto. Arriva nel basso di Vincenzino Russo, Vincenzino lo riconosce, maestro, ma con lui deve essere onesto, deve essere leale, mica dice ma io mica veramente, io non me ne invento, cioè mica veramente ho la visita degli spiriti. Beh, in qualche modo diventano amici, cominciano a frequentarsi. Vincenzino Russo gli consegna un testo di una canzone che avrà un successo colossale, che lui aveva scritto per una donna di cui era innamorato, una sua dirimpettaia, una certa Enrichetta Marchese, una donna però di diversa estrazione sociale. Lui era figlio di Sulla Chianiello, lei era una figlia di gioielliere. Fra i due l'amore non poteva nascere, lui era disperato e infatti nella canzone lei è Marie. Oi Marie, quanta sonno ha già persa per te. Fammi dormire, nata notte abbracciata con te. Oi Marie, un successo straordinario, diventano grandissimi amici, cominciano a frequentarsi. Arriviamo al Capodanno del 1900, immaginate il 31 dicembre 1899, cambio di secolo, immaginate che cos'era la città di Napoli. Edoardo di Capua va a casa di Vincenzino Russo, dice vicino a scimmia, mi c'è a fare una campanata, no non mi sento bene, dice, era appena guarito da una malattia, sì ma dobbiamo uscire, lo convince a vestirsi e vanno al Salone Margherita. Lì lui addirittura entra e incontra il suo mito, incontra Ernesto Muro, il più grande paroliere di fine Ottocento, si prostra e dice maestro che onore, lui lo riconosce Vincenzino Russo e Ernesto Muro lo dice si alzi, colui che ha scritto Arapat Fenest, fammi affacciare Maria, non deve chiamare maestro nessuno. Le cose però poi non andranno molto bene, quella sera il nostro Vincenzino Russo consegna a Edoardo di Capua il testo della sua ultima canzone, sempre dedicata al grande amore della sua vita. Io ti vorrei passare, Un altro capolavoro. io ti vorrei passare, ma ancora non mi dice e tasciata. Purtroppo il finale non è allegro. Intorno al 1903 Vincenzino Russo si aggrava, si lascia andare, morirà a soli 28 anni di malattia polmonare. Poveril, sempre nel ricordo e nel sogno di questa donna che aveva sempre amato. Sul letto di morte al cognato detterà la sua ultima canzone, non a caso si chiama L'ultima canzone mia, e il cognato gliela porterà Enrichetta Marchese, la quale
non sapeva nulla di questo grandissimo amore e serberà per sempre la canzone in un suo medaglione al collo. Insomma, un autore che magari ci avrebbe potuto lasciare canzoni ancora più belle, anche se scrivere parole più belle di Tu Riavasà è molto difficile.